L'attaccante della Roma Stefan El Shaarawy ha deciso di declinare l'offerta pervenuta dallo Shanghai Shenhua negli ultimi giorni. L'offerta era davvero una di quelle irrinunciabili, 50 milioni netti per 3 stagioni, ma il faraone ha deciso di rinunciarvi per continuare a giocare in Europa. Non mi sento pronto per affrontare una scelta così drastica. A 26 anni voglio ancora giocare nel calcio che conta, ha dichiarato l'attaccante italo-egiziano, che adesso dovrà affrontare con Petrachi il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2020. Il giocatore chiede 4 milioni di euro netti l'anno. Le parti presto si incontreranno e sicuramente troveranno un accordo. El Shaarawy è stato il miglior marcatore nella scorsa stagione della Roma, con 11 gol e 3 assist, e la sua voglia di rimanere sarà fondamentale per Fonseca nella prossima stagione. L'Inter annuncia ufficialmente l'ingaggio di Diego Godín, roccioso difensore in arrivo dall'Atlético Madrid. Il giocatore uruguaiano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Un rinforzo di peso ed esperienza per la squadra di Antonio Conte che, come spiega nel comunicato, porterà le sue doti, la sua esperienza, la sua garra al servizio della Milano Nerazzurra. 33 anni per Godín, che oltre ad aver scritto la storia nell'Atlético Madrid, vanta anche numerose presenze con la sua nazionale celeste, con cui ha disputato 131 partite, segnando 8 gol, e con cui ha sollevato la Coppa America nel 2011. L'Olginatese succede al Giorgione nell'albo d'oro del campionato Under 17 dilettanti e puro settore. Nella finale disputata al San Marino Stadium i bianconeri di Andrea Terzi superano il Calcio Sicilia per 4-0. La partita dei Lombardi si mette subito in discesa perché dopo appena 31 secondi di gioco Baggetta firma il vantaggio con un tocco delicato in seguito ad un suggerimento di Cavalli favorito da un rimpallo. Il Calcio Sicilia si affaccia in avanti un minuto più tardi, Pucci calcia centralmente, blocca Guarino, il portiere lecchese si ripete pure sul colpo di testa di Florio al 10° minuto. Nel secondo tempo la formazione di Terzi accelera, complice la superiorità numerica con cui si trova a giocare dal 47° quando Mattei strattona Grazioli in area e viene espulso. Colombo trasforma con freddezza dal dischetto, sotto di 2 gol i palermitani accusano il colpo e nel giro di 60 secondi subiscono altre 2 marcature, prima al 58° Rive puntuale per il tapin sul traversone di Villa, poi al 59° minuto Brivio beffa Misseri con un delizioso pallonetto. I bianconeri concludono così la cavalcata cominciata nel girone B del campionato allievi regionali organizzato dal Comitato Regionale Lombardia. Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato così di Barella, conteso da Inter e Roma. Inter non la sentiamo più, quindi io non so se l'Inter è ancora interessata, ragazzi. Quindi in questo momento è avanti la Roma? Nel frattempo abbiamo chiuso con la Roma. La Roma ci ha fatto un'offerta ancora più importante, siamo soddisfatti. Quindi a questo punto, dato che questa è una cosa molto recente, credo sia legittimo che Nicolò si prenda un paio di giorni per decidere bene quello che è il suo futuro. No, lui non è mai stato orientato su nulla, non ha mai avuto un accordo con nessuno. Giustamente la cosa con la Roma è recente, quindi come è giusto che sia, si sta prendendo qualche giorno per serenamente valutare quella che è la nuova situazione e speriamo che la questione nel giro di pochi giorni si chiuda. Quindi oggi Marotta non ha alzato l'offerta, scusi, non l'ho visto oggi, grazie.